Pale da sola a scuola. Pale si svegliò una mattina e si avviò verso la scuola. Attraversò il corridoio della scuola e salì le scale. A scuola c'era un grande silenzio. Aprì la porta dell'aula ed entrò, ma non c'era nessuno. Si sedette al banco e si preparò per la lezione. La prima ora aveva matematica, così tirò fuori i libri. Dato che non era ancora arrivato nessuno, decise di leggere. Erano le 8 e suonò la campanella. Decise di andare a controllare nel bagno per vedere se i suoi amici si fossero nascosti lì. Poi scrisse alla lavagna. Successivamente andò a vedere in un'altra aula. Erano già le 8:25. Controllò anche una terza aula. Andò in palestra, ma non c'era nessuno neanche lì. Tornò in classe, era l'ora della merenda. Andò in biblioteca, ma anche lì non c'era nessuno. Uscì fuori a giocare. Giocò un po' a calcio. Poi raccolse dei fiori. Andò dal direttore, ma non c'era. Gli venne fame e prese una mela dalla cucina. Fece finta di essere la maestra. Si divertì a fare lo sciocco sul pavimento. Pulì l'aula. A quel punto iniziò a farsi prendere dal panico e a chiedere aiuto. Aiuto! Alla fine si svegliò e capì che era soltanto un sogno. Fine.